La guerra in Ucraina e le possibili sanzioni, anzi le sicure sanzioni alla Russia, rischiano di impattare anche sull'economia dell'isola. Sentiamo Gaia Rau. Il calo delle esportazioni verso la Russia, il blocco delle spedizioni e un inevitabile aumento dei prezzi. Il mondo economico sardo trema di fronte alla tragedia in Ucraina, un ulteriore duro colpo per le imprese dell'isola dopo quelli già assestati dalla pandemia e dalla crisi globale delle materie prime. Ci ritroveremo a mettere a rischio anche i rapporti che le nostre imprese hanno e stanno consolidando a Mosca e in tutti gli altri centri. Già stavamo venendo fuori da una crisi pandemica che era si vedeva quasi un piccolo spiraglio. Ecco, la speranza probabilmente verrà messa a tacere. L'apprensione è tangibile nelle parole degli imprenditori che da anni collaborano con Kiev. L'attività si è totalmente fermata, a parte che comunque i nostri ragazzi ucraini che collaborano con noi oggi sono a casa o fuori Kiev, perché comunque la situazione comunque diciamo l'escalation è stata abbastanza veloce, quindi la preoccupazione nostra è che in questo momento l'export italiano si interrompa come è avvenuto in passato per le altre problematiche diciamo politiche che ci sono state in Ucraina.